No, Puffotto, mi dispiace, lo so che sei uno che mi sta seguendo, probabilmente. Ma ora devo rifarmi, devo vincere questa partita. Ehm... No, la cosa che mi dispiace è che nell'altra partita è uscito bene dall'apertura. Diciamo che alle volte bisogna stare un po' attenti a ciò che capita dal punto di vista posizionale. Cioè, se la posizione va a cambiare, bisogna essere bravi nel cambiare ciò che si sta facendo. E io non sono stato bravo in questo. Happens. Ok, alfiere 7. Poi minchia giocano sempre la variante di cambio. Cioè vede uno che ha 1700, prova a giocare qualcosa di un po' più offensivo, no? Che è sempre la variante di cambio. Che hai preso in C5. Oh, interessante, interessante. Non ho letto i vostri commenti post partita. Mi aspettavo qualcosa. Come hai perso? E mi dispiace che non mi sorprenda la mia sconfitta. Che abbatto Vorobiov. Vabbè, qui ha fatto una cappella. Questa presa in C5 comunque non sembrava eccezionale, cioè nel senso è dare un pedone. Non puoi sperare, c'è uno scambio, diciamo. E non puoi sperare di tenerti quel pedone. Diciamo che sarebbe a dir poco utopistico. Ok. Succede anche ai migliori. Grazie, Wolf. Grazie, grazie. Ok, mi ha dato davvero la torre. Vediamo se si accolla il cambio di donne. Sprofondo in questa sedia. Devo stare attento a non sprofondare. Scusate, ma chiamata during the game. Ok, allora donna B1, batteria invertita verso H7. Andiamo semplici, H6. Niente di complicato. Diciamo che, ecco, poi nella partita di prima il rammarico che mi viene è che secondo me potevo attaccare meglio. Sono stato un po' leggero, diciamo, nell'analisi. Ok, diciamo che qui, maestro, Caruana ha blinderato una torre, eh? Ma non la sto vedendo la partita. Mm, proprio una torre sotto. C'era un sito, vi dico questa, da cui seguivo tutte le partite di solito, che si chiama Chess Bomb. Ve l'ho anche consigliato. Ho scoperto di recente, l'altra volta entro sull'ICES e tutti riscrivono Chess Bomb RIP, RIP, RIP. E dico, che cazzo è successo? Se l'è comprato chess.com. E quindi non so dove seguire le partite ora. Cioè, durante la live, se no le vedo da chess. Questo sì. Ok. Hai tagliato la barba. Non so come, onestamente, se ti vedessi non credo che ti riconoscerei. Quindi non so che cosa dirti. Eh, Piace la barba però. Ultimamente io la sto facendo a 4 e mezzo. Vi dico, mi sto trovando bene. O almeno chi per me si sta trovando bene.
Ok, potrei giocare torre C3, però c'è donna per C3, presa, torre per D8, re H7, alfiere D3, G6 e sembra tranquilla, quindi in realtà torre G3, torre C3 si può giocare, ma dopo donna D2, che cosa gioco? D3, D3, e poi torre, ok, va bene, vediamo un attimo. Ok, lui ha calcolato molto più velocemente di me. D3, torre C2. Che si dovrebbe poter giocare sempre. Bimi! Ma che cosa sei? Un fan di Aldo, Gianni e Giacomo? Sembrava un po' quello. O no? O no? O no? Vediamo se qua il mio allievo c'è. Ora. Controllo. Ora. Io comunque appena finisco vi dicevo ho una lezione. Mio fratello Aldo Baglio. Sono fan del Magico Trio, ma il nome non deriva da loro. Ok, da dove deriva? Comunque, piacere di conoscerti, Bimi. Benvenuto nelle live migliori che esistano. E poi mi dicono che sono arrogante, ma perché le decontestualizzano? Non dovete decontestualizzare i miei video, il me. Perché ragazzi, sparo tante cazzate che possono sembrare. Esatto, possono sembrare. Vabbè, tu perché sei entrato ora. Ma io scherzo su queste cose. Assolutamente. Mi piace scherzare così e dire minchiate. Se no. Non farei mai l'arrogante. Perché odio quelli che lo sono. Assolutamente sì. Io so solo giocare fino a un certo punto. E mi attengo a quello. Però mi diverto, mi diverto. Grazie, grazie, ma infatti da anni, da anni. Ecco, se voi prendete tipo questa, la frase che ho detto prima, no? Col commento di Bimi che mi dice le più utili, perché lui giustamente entra e mi vede la mia battuta, sente la mia battuta e dice questo qui è un un arrogantaccio. Non è così, ragazzi, non lo sono. Però ci sta nello scherzo, nel personaggio ogni tanto. Capitele queste cose. Non siate boomer di YouTube. Ci sono esseri. Vi faccio un esempio: mio padre. Io lo chiamo boomer, ma non è boomer tipo quello. Devi commentare, devi fare così. No, ragazzi, c'è un limite. Vabbè, dopo questo mio sproloquio, proviamo a vincere. Don F4. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, oh, oh. No! No! Bimi! Ma come? Come si dice quando vi lasciate, vi lasciano più che altro, dite ci perdi tu, non ci perdo io. Ecco, io questo ti dico, Bimi. Torre F1, ok, andiamo di donna D2. No, dai, Bimi. Ma così hai scritto Bimmi. Invece è Bimi. Bimmi, Bimmi. Se la vinci rifaccio il follow. Arrogantone. Sì, sì, ormai come epiteto è Marzaduri l'arrogante.
tipo veramente epiteto, epiteto. Beh, devo dire che in questa partita, ora non voglio risembrare arrogante, però questa partita non senso se aveva l'ultra istinto. Poi è bello giocare con uno scacchista albanese, onestamente. O tutti unfollow. Comunque a quel punto penso che mi perdo la partita e morirei in diretta. Mi arriverebbe uno sparo di Christian. Pum! Ma sicuramente ha delle idee interessanti. Comunque, Bimmi. Da dove viene il nome? Non ho capito RH2 che senso ha. Non la posso fare di più perché ho fatto D2, se no tutta la vita donne 1. Assolutamente. Quelle mosse bim bim. Comunque non mi sto ricordando. Ah, vabbè, ma questa è stata la partita che mi ha lasciato una qualità sotto. Uè, gli scacchisti napoletani. Yam, io da un degenero di soprannomi. Perché? Spiega, spiega. Allora, quelli che davvero rubano le partite sono gli scacchisti palermitani. Non scherzo, ragazzi. I napoletani, io ho un allievo che viene da Napoli, Luigi Napoletano. Simpatico, simpatico. Perché ho fatto questa battuta sui napoletani e sono usciti tutti? Che fa? Vede il carbone bagnato? Ehm, Sto pensando come vincerla. Donna D4. Torre D4, B4 direi. Eh. Però allievi. Ho allievi anche di Napoli. E di Napoli, sì, di Palermo. Ho appena fatto lezione con un palermitano. Dipende, dipende, ci sono, si passa, si oscilla dalle pure teste di cazzo a gente fantastica. Come, cioè, come in tutte le regioni, però siccome stiamo parlando dei luoghi comuni, facciamo questi luoghi comuni. E sti cazzi, direi. Ok, vado di torre 8, che minaccia torre 1. Comunque la cosa è sferrare il colpo di grazia in questa partita. È tutto lì. È tutto lì. Esatto, esatto, tipo me. Eh... È così, se no come godi quando vinci? Ma in che senso? Spiegami, spiegami, Bimi. Ah, ok, sei andato a perdere così. Lui può mangiare di due, io mangio qua. Oh, 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 non facciamo gli arroganti insultando scacchisti online. Ma io non lo so, Bimmi. Non lo so, va. Mi sognerò il tuo nome stanotte. Mi devi dare questa risposta. Perché ti chiami Bimmi? Cioè, soprannomi, ma perché? Perché?
scusa. Scusa, non ti scuso, la musica è l'unica musa di cui abuso perché mi usa, non mi ha mai, non mi ha mai illuso. Questo era Nitro per chi fosse un fan del genere. Il rap potente. Yeah. Triplo 7. Ok. Sì, sì, del rap, dell'hip hop. Hip hop. Io sto arrivando. Black Music, Nix un gioco. BM e BM. BM è come. Salve, salve Mr. Surion. Scusami, ma la live sta per finire. Mi dispiace se vi adora. Sì, anche un po' bestia ogni tanto. Comunque, nel senso che sono una bestia sulla scacchiera. Comunque, che vi volevo dire? BM, ma BM tipo bimbo minchia in questo senso? Come una cosa del genere, no? Usano questa terminologia al nord. Ok, matto in due. Ok, dai, va bene, va bene. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!